Torna il Festival del giornalismo a Verona con la quarta edizione. Quali sono i contenuti, il tema di questa rassegna? Il tema di questa rassegna, di questa quarta edizione, è insostenibile quando le news sfidano gli eventi. È un po' un capovolgimento di un concetto di base, ovvero le notizie dovrebbero essere affini ai fatti. Invece viviamo ormai in una società che è piena di fonti informative spesso non verificate e questo crea una grandissima confusione, ma non solo, genera anche una percezione distorta della realtà, per cui addirittura chi produce news può modificare la percezione degli eventi stessi. Siamo sempre intorno a queste tematiche che hanno anche una grande importanza, una grande attenzione verso la sostenibilità, quindi insostenibile si riferisce anche prettamente alle questioni ambientali, energetiche, è uno dei temi forti che ci portiamo dietro in tutte le rassegne, in tutte le edizioni. Abbiamo voluto entrare come coorganizzatori proprio perché crediamo fortemente nel valore del giornalismo professionista, soprattutto in un'epoca dove tutti scrivono, ma quelle che sono le regole, il fact-checking, il controllo, la pluralità delle fonti sembrano essere perse. Quindi il giornalismo è uno strumento irrinunciabile della società contemporanea e della democrazia. E quindi abbiamo voluto sostenerlo anche materialmente, insomma. Noi siamo particolarmente felici di collaborare con il festival, partecipiamo, insomma collaboriamo fin dagli esordi e con il nostro Dipartimento di Cultura e Civiltà, proprio perché vedere da vicino, insomma, come lavorano i giornalisti, come dialogano tra loro, eccetera, per gli studenti è assolutamente un fatto necessario dal nostro punto di vista, quindi è istruttivo, ma è anche, come dire, se questo è il loro futuro, se vogliono fare questo mestiere, devono anche vedere un po' da vicino le persone che lo fanno. Fucina Machiavelli quest'anno ospita buona parte degli incontri del Festival del giornalismo. Aprite le porte a un festival della città. In realtà è uno dei motivi per cui Fucina è nata, cioè aprire uno spazio culturale che sia luogo e casa per la cultura, non solo per lo spettacolo dal vivo ma anche per altri tipi di incontri culturali. Altri temi riguardano la politica internazionale, quindi soprattutto i conflitti in corso. Avremo anche Anna Zafesova fra i vari ospiti che ha scritto un libro dedicato proprio a Navalny come oppositore di Putin, quindi strettissima attualità, ma anche ovviamente l'Ucraina, Medio Oriente, quindi con il conflitto che sta interessando Israele e la Palestina. E tantissime altre iniziative che coinvolgono anche attività strettamente culturali, quindi teatro, ma anche musica con Raimondo Zovino che sarà il 27 in Fucina Culturale Machiavelli e ingresso ovviamente libero di tutti gli incontri che sono in programma e tantissime altre tematiche come l'intelligenza artificiale su cui facciamo proprio un focus di approfondimento e la questione della cultura come incide sulla progettazione della città, dello sviluppo della città, ma soprattutto questo grande sguardo su come si può fare informazione oggi anche con i nuovi canali come può essere il mondo dei podcast che attraverso un po' diversi incontri di questa edizione e cercare di capire che effettivamente è importante confrontarsi con chi fa l'informazione oggi per poter avere un dibattito. Questo è proprio lo scopo fondamentale della nostra iniziativa.